Buongiorno bambini, eccoci qui. Oh, che questo? Allora, oggi siamo... oddio, oh povero. Ma sono due. Ma cosa siete? Mamma e figliuolo? Oh, ma che carini. Oh, ma che carini. Oh, ma che carini. Oh, che carini. E come vi chiamate? Oh, Tino e Tina. Oh, cari, abbiamo qui una mamma e un cuccioletto. Vediamo dove li mettiamo. Oh, vediamo un po'. Eccovi qua. Oh, in questo posticino ci state? Oh, qua, vicino a Anatra Ugo, Orso Bruno, abbiamo Appeta Vispetta, abbiamo Mucca Rosina, Pandolanda e Mucca Margherita. Eccoci a casa, prontissimi per la storia. Le regole sono: apriamo le orecchie, ting, apriamo gli occhi, pang, accendiamo il cervello, tric, e spalanchiamo il cuore. Wow! E la storia di oggi è il lupo e la caverna. C'era una volta una caverna dove viveva una piccola creatura che non usciva mai dalla caverna a causa di un lupo. Perché non esci a giocare, piccola creatura? Chiedeva sempre il lupo. Sono certo che saremo grandissimi amici. No, grazie, replicava la piccola creatura. Io ho già 2 amici. Così la piccola creatura rimaneva dentro. Il lupo ritornava giorno dopo giorno. Perché non esci a giocare, piccola creatura? Immagino che tu sia davvero annoiata lì dentro, stretta nella tua caverna. No, grazie. Solo le creature noiose si annoiano. Così la piccola creatura rimaneva dentro. Il lupo non si allontanava mai, nemmeno per andare a dormire. Ma la piccola creatura non usciva, mai. Non voleva salire su un albero, o giocare a palla, o raccogliere i fiori, e non voleva assolutamente dar da mangiare agli uccellini. Ma perché non esci a giocare, piccola creatura? Comincio ad essere affamato adesso. Voglio dire, tu dovresti essere affamata adesso. La piccola creatura annusò l'aria e... Ora che lo dici, sono un pochino affamato. Bene, disse il lupo, ho qui la ciambella più gustosa che c'è, tutta per te, perché non lasci a prenderla? Ma la ciambella ha gli zuccherini sopra? Certo, urlò il lupo, ed ecco che con una stirata e una strisciata la piccola creatura uscì a giocare. Adoro le ciambelle, ma sono ancora un po' affamato. Perché non esci a giocare, piccola creatura? Chiese l'orso. Sono certo che saremo grandissimi amici. Vi è piaciuta questa storia? Bene, e allora ci vedremo la prossima volta con tutti i nostri amici. Ciao bambini!